Buongiorno in diretta con Focus TG. L'uomo ucciso a coltellate, 15 coltellate nel Padovano, è stato interrogato, torchiato per 10 ore in questura un sospettato. Andiamo in diretta da Marta Zatte e da Cristian Roque Allende. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda questa tragica morte del 48enne Marco Cossi, lo ricordiamo, ucciso con 15 coltellate al volto, al collo, al torace, una morte veramente brutale, un delitto avvenuto a Padova nella notte tra domenica e lunedì. Ecco, ieri l'importante novità: un uomo si è presentato spontaneamente alle 8 di mattina in questura a Padova e da lì è partito l'interrogatorio a Fiume, perché l'interrogatorio è durato ben 10 ore. Dalla questura al momento non trapela praticamente nulla, ma sarebbe stata trovata anche l'arma del delitto, la lama con la quale è stato compiuto il delitto. Ricordiamo Marco Cossi, originario di Latisana in provincia di Udine, ma residente a Tencarola di Selvazzano. Noi in questo momento ci troviamo a Veggiano, davanti all'azienda Plurima, l'azienda dove Marco lavorava da anni. I colleghi al momento sono stretti nel dolore, non vogliono parlare, ma ci hanno raccontato che stanno organizzando una raccolta fondi per la madre di Marco, madre che viveva appunto con lui e che la seguiva in tutto e per tutto. Hanno detto che appunto si assentava anche qualche volta magari per prendersi delle pause dal lavoro per seguirla, portarla alle visite mediche, essendo insomma una donna che appunto aveva bisogno di aiuto, e quindi da qui la decisione di aiutare la donna. C'è stata appunto una grande novità appunto con questo sospettato. Si segue al momento la pista che l'uomo che ha ucciso Marco Cossi conosceva appunto la vittima, ma prima di maggiori dettagli guardiamo il servizio di Valentina Visentin, le parole degli amici che conoscevano Marco, e poi ritorniamo. Persone buono, gentile, mai litigare con nessuno, niente altro. Trattiene le lacrime la barista che lavora nella caffetteria sotto casa di Marco Cossi. Il 48enne assassinato domenica notte in via Isonzo a Padova faceva colazione lì tutte le mattine e poi portava a casa il cappuccino alla mamma che non poteva uscire. Colazione qua, anche colazione porto su con mamma insieme, ma ragazzo troppo buono. Anche dopo il pomeriggio lavoro finito, anche porto cappuccino per la mamma. La famiglia di Marco Cossi è chiusa nel dolore. Nell'appartamento di via Padova a Selvazzano è arrivata la sorella per prendersi cura dell'anziana madre distrutta. 48enne, fisico massiccio, sempre gentile, Cossi non alzava mai la voce e non litigava mai con nessuno. Lo ricordano così gli amici del bar, che commossi preferiscono non farsi riprendere. Persona perfetta. Perfetta, bravissima. Lo conoscevi anche tu? Sì, tutti quanti conosciamo. Tutti. Era un amico. Cosa vi ha detto sabato? Ma niente, era allegro, siamo stati qua. Lui sempre saluta e caffè. Sì. Era tranquillissimo. Stava sempre con la mamma, sempre alle 8 di sera, lui era a casa, alla mattina alle 7 era già via al lavoro. Era una bravissima persona. La sera non faceva mai tardi, raccontano. Domenica invece Marco Cossi è uscito dopo cena per l'appuntamento, forse con il suo assassino. Il giorno dopo avrebbe dovuto aprire una nuova attività di food truck, un camioncino per la vendita di panini, un progetto di cui aveva parlato con un altro amico del bar. Io sempre vedevo qua, bevo caffè, ciao, saluto, come stai? Bene. Mi aveva detto che mi c'era fra un po' un lavoro, camion, anche io lavoro in un'altra azienda. Faccio panini di notte. Marco Cossi, oltre al sogno del food truck, aveva un lavoro stabile, una vita regolare, nessuna frequentazione pericolosa, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine, insomma un profilo normale. Lo conoscevo di vista, era una persona tranquillissima che vedevo sempre qui al bar con i suoi amici. L'uomo prima di morire ha cercato di difendersi, lo testimoniano i fendenti che lo hanno raggiunto anche alle mani nel tentativo di proteggersi il volto, ma la furia del suo assassino non gli ha lasciato scampo. Ecco,
Ecco, l'avete sentito proprio dalle parole di Valentina Visentin. Proprio in questi giorni Marco avrebbe dovuto aprire un food truck, un'idea nata da una grande passione nel 2023 che doveva concretizzarsi proprio in questi giorni. A tal proposito si sta cercando anche un altro uomo, Samuele Donadello, che era l'amico con il quale Marco doveva aprire questo food truck. Ecco, Samuele non è più raggiungibile da 2 giorni perché non risponde alle chiamate, non risponde al telefono, e gli amici dicono anche che appunto non si vede più nei bar che frequentava tra Padova e Selvazzano. Quindi rimane anche questo grande punto interrogativo sulla morte di Marco Cossi, oltre ovviamente a tutta il movente di questo terribile omicidio. Si tratta, in gergo viene definito overkilling, ovvero quando c'è un diretto rapporto tra la vittima e il suo carnefice, perché Marco Cossi è stato veramente ucciso in una maniera brutale, lo ricordiamo, con 15 coltellate. È stato trovato agonizzante da 2 giovani che passavano appunto in via Isonzo quella notte, che hanno subito lanciato l'allarme, ma purtroppo per i sanitari, quando sono arrivati sul posto, per Marco non c'era già più nulla da fare. Quindi noi ovviamente seguiremo il caso, continueremo a seguire il caso e vi forniremo maggiori dettagli anche nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Per il momento da Aveggiano, dalla ditta dove lavorava Marco Cossi, è tutto. La linea può tornare allo studio. Grazie molte a Marta Zatte, a Cristian Roque e a Jende per la parte tecnica. E vediamo gli assalti alle ville, alla villa dell'imprenditore Fabio Gallina, l'ultima in ordine di tempo. Ieri c'è stato un nuovo sopralluogo dei carabinieri e sentiamo anche le parole del figlio rimasto scioccato da quanto è accaduto. Cosa ha pensato quando ha sentito di una rapina del genere? Fa sempre impressione, purtroppo paralizza. Così il figlio di Fabio Gallina, l'imprenditore picchiato, legato e rapinato nella sua villa. Poche parole, quelle di Ruggero, che in questo momento sta cercando di sostenere il padre, scioccato e ancora dolorante per i colpi ricevuti. Intanto il cancello della proprietà è rimasto aperto per diverso tempo per permettere ai carabinieri del nucleo investigativo di accedere alla casa ed effettuare nuovi sopralluoghi e rilievi. Nelle stanze dove sono entrati i banditi è stato spruzzato l'intero contenuto di vari estintori per cancellare eventuali tracce. Stesso motivo che ha portato i malviventi a spogliare la vittima e portarsi via i vestiti che potevano contenere del DNA. L'imprenditore è stato raggiunto da almeno 3 pugni, 1 in pieno volto e 2 al torace. Colpi che lo hanno piegato e tramortito. Dopo i primi accertamenti in ospedale a Castelfranco è tornato a casa. Come sta intanto suo papà? Potrebbe stare meglio, penso siete poi informati voi di me sui fatti, quindi quello che è stato detto è... I malviventi hanno bloccato la vittima a terra ed intimato di non guardarli e non muoversi. Poi hanno agito arraffando tutto quello che potevano, non solo il contenuto della cassaforte con 20.000 euro e la pistola regolarmente detenuta dall'imprenditore, ma anche diversi oggetti che aveva in casa. Hanno passato a setaccio stanza per stanza, poi sono fuggiti lasciando Fabio Gallina denudato e legato con delle fascette da elettricista ed il guinzaglio del cane a terra. Solo dopo diverso tempo la vittima è riuscita a liberarsi ed andare in una pizzeria che si trova a pochi metri dalla villa e chiedere aiuto. Ti ha raccontato cos'è accaduto? Purtroppo sì, ma non mi sento di parlarne in questo momento. Difficile anche solo pensare a tanta violenza, è difficile accettare che il padre possa essere stato picchiato in quel modo. È caccia alla banda. I carabinieri stanno visionando frame per frame le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune ed oltre, alla ricerca di qualsiasi indizio per identificare l'auto utilizzata dai banditi. Servizio di Daniela Sizzia. Regna la paura nel paese in cui è avvenuta questa rapina, San Zenone degli Ezzelini. Una residente ci racconta che ora ha il timore di lasciare i figli a casa da soli. I cittadini sono increduli di fronte ad una rapina compiuta con tanta violenza. A far paura è soprattutto sapere che una banda di malviventi pronta a tutto sia in giro. Paura sì, assolutamente, e speriamo che li prendano, insomma, ecco. Cosa ha pensato quando ha sentito di questa rapina? Non avrei mai pensato che succedesse una cosa del genere qui vicino a noi, e sono molto violente e mi è dispiaciuto molto per il signore che ha subito tutto questo, insomma, ho paura per i miei figli.
che rimangono a casa da soli ogni tanto, anche se sono grandini, mi dispiace. Sinceramente c'è da aver tanta paura e sicuramente, non so, penso che fosse già stato seguito il Signore, una cosa ben organizzata e purtroppo spero per lui che si metta un attimo di tranquillità perché c'è tanta paura. Un piano, quello della banda organizzato nei minimi dettagli, questo è sicuro. Malviventi sembra italiani, hanno detto poche parole alla vittima, quelle necessarie, poi hanno agito. Oltre a essere violati nelle proprie case, anche la violenza, cioè veramente non c'è più rispetto di niente, è una roba, comunque c'è paura, c'è un bosco, cioè non lo so, ma guardi, mi viene la pelle d'oca al solo pensiero, è preoccupante la cosa, cosa possiamo fare? Preferisce non farsi riprendere, ma ci spiega che questi colpi creano ancor più insicurezza nei cittadini. Un paese che era tranquillo, ci racconta questo residente, ma negli anni sta cambiando tutto. Adesso è successo questo, speriamo che non succeda altro. Però c'è un po' di paura o no? Ma da parte, cioè, che sarà anche paura nel paese, però noi altri insomma sono abbastanza tranquilli. Bande organizzate paramilitari praticamente molto preparate che sanno dove andare a colpo sicuro e poi passano da una provincia all'altra con grande disinvoltura, sono dei fantasmi e ci sono poi ladri che colpiscono in maniera meno importante ma che comunque dimostrano di essere molto avveduti perché per esempio in questo caso a Sandrigo prima hanno disattivato le telecamere. Sentiamo di cosa si tratta con Mirko Cavallin, per la parte tecnica c'è Alessandro Costacurta. A te Mirko. Buongiorno direttore, buongiorno anche al sindaco di Sandrigo Marica Rigoni. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica e purtroppo questo luogo non è nuovo a fatti del genere. Ma partiamo sindaco da quanto la polizia locale Nevi ha ricostruito essere successo domenica in questo parcheggio. Sì, allora intanto ringrazio innanzitutto gli agenti della polizia locale per l'efficienza dimostrata sul comune di Sandrigo. Niente, da un controllo periodico della funzionalità dell'apparato di videosorveglianza, la polizia locale ha rilevato che c'era un malfunzionamento su questa telecamera appunto posizionata nel cimitero del Cignano. Da lì sono partiti a fare i controlli e hanno verificato che era stato manomesso il quadro elettrico, ma nelle riprese antecedenti a questa manomissione sono riusciti ad intercettare quel tentativo di furto che insomma il soggetto stava per compiere. Da lì nei giorni a seguire si sono messi in moto per intercettare questo autore che è stato puntualmente fermato e sanzionato per tutto quello che è stato fatto. Il soggetto aveva già anche dei precedenti, quindi l'operazione è andata a buon fine. Questo è anche un po' una direzione che ha dato questa amministrazione sul fatto del presidio, sull'importanza del presidio sul territorio. Il Comune sta investendo moltissime risorse per garantire una collaborazione efficiente tra l'amministrazione e gli agenti della polizia locale e delle forze dell'ordine e sta mantenendo efficiente e puntualmente funzionante tutto l'apparato di videosorveglianza. Abbiamo 105 ottiche posizionate che riprendono le varie angolature del territorio e questo efficientamento ci ha permesso di intercettare appunto quelli che sono stati gli autori dei più diversificati reati che vengono commessi. In questo caso si tratta di una sola persona, un ventenne residente in provincia di Padova, si muoveva a bordo di un camper che aveva appunto parcheggiato qui, ripreso improvvidamente per lui dalla stessa telecamera con cui poi è stato individuato, come ha detto il sindaco, già con dei precedenti specifici, per lui una multa complessiva di 5.000 euro. Ma dicevamo sindaco, questo cimitero piccolo, una frazione di 800 abitanti, cimitero storico, purtroppo è spesso meta di atti vandalici, vasi di rame rubate, 2 anni fa statue distrutte.
Sì, purtroppo sì, devo ammettere che questi episodi accadono spesso e proprio perché accadono spesso abbiamo cercato proprio di cercare di rinforzare tutto il sistema della sicurezza. Abbiamo una collaborazione ottimale con le forze dell'ordine, come dicevo, però abbiamo anche una grande collaborazione da parte della cittadinanza, perché questa è una cosa importantissima. I cittadini puntualmente ci segnalano quando vedono movimenti strani, quando ci sono soste non autorizzate, e quindi ci mettiamo subito in moto per presidiare, sorvegliare e prevenire che questi fenomeni accadano. Grazie al sindaco Marica Rigon. Dunque, in questo caso il responsabile è stato preso, adesso oltre alle multe si vedrà che tipo di procedimento giudiziario si attiverà nei suoi confronti. Con Alessandro Costacuta la parte tecnica, da Ancignano di Sandrigo è tutto, a te direttore. Grazie Mirko Cavallin. Vediamo ancora i ladri scatenati a Povolaro di Due Ville, una serie di tentativi di intrusione registrati nell'ultimo weekend. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina con il sindaco di Due Ville, Giuliano Stivan. Siamo a Due Ville in compagnia con il sindaco Giuliano Stivan per parlare di sicurezza, perché proprio nei giorni scorsi si sono registrati diversi tentativi di intrusioni di ladri in abitazione anche con le persone in casa. Insomma, diventa un problema da affrontare. Diventa un problema sì, anche perché venivamo da un periodo di relativa tranquillità, nel senso che tutte le attività che avevamo messo in moto come amministrazione, che ci eravamo impegnati di fare ancora in campagna elettorale, le avevamo concluse. Però sono cicli, li vediamo spesso, questi momenti in cui si spostano queste bande in giro per la provincia, in giro per il Veneto, e proprio l'altra sera è successo qui a Povolaro, sono entrati in 3 abitazioni, però la cosa peggiore è che sono entrati con le persone dentro. Lei dice il problema è la certezza della pena? Ma sicuramente sì, anche perché è il massimo lavoro che stanno facendo le forze dell'ordine, io lo so perfettamente perché siamo in contatto praticamente quotidiano, c'è l'impegno. Il fatto è che questi entrano di giorno, di notte, con le persone in casa, perché sanno che anche se li prendono vengono rilasciati. Qui il fatto di dire deve comunque chi norma la cosa garantire la certezza della pena, io ritengo sia l'unico deterrente che può funzionare. Noi come amministrazione quello che abbiamo fatto è stato appunto i 5 punti che avevamo messo in campagna elettorale. Diciamoli allora. Li dici volentieri, erano l'impegno di accendere tutta l'illuminazione per tutta la notte. So che molti comuni purtroppo per problemi di bilancio non lo fanno ancora. È difficile anche per noi, ma era un impegno che avevamo preso e a Due Ville i lampioni sono sempre accesi tutta la notte. Abbiamo rifatto tutto il sistema di videosorveglianza, portato a 50 e sistemato. Adesso quando succedono fatti anche qui sotto i portici li rileviamo regolarmente, sono molto utili. Abbiamo fatto una convenzione con la prefettura, il 1000 Occhi, che è una convenzione che consente appunto alle persone, alle guardie giurate di fare osservazioni sul territorio. In più abbiamo fatto una convenzione con i carabinieri in congedo di Quinto, che ringrazio pubblicamente, perché 2 sere alla settimana, in più il mercato del mercoledì come oggi sono qui, come si può vedere, fanno un servizio di osservazione sul territorio. E l'ultima, la più importante, conclusa praticamente 2 settimane fa, è partito il progetto di controllo di vicinato. Stiamo mettendo fuori i cartelli adesso, con l'occasione invito tutti i cittadini a iscriversi ai gruppi WhatsApp, perché delle 6 aree del paese che sono state divise, ogni area ha un referente che è quello che poi si coordina con le forze dell'ordine. Questo direi che è lo strumento più importante che consente di coordinare e far funzionare un po' di attenzione al territorio. Ecco, l'avete sentito, tanti gli strumenti in campo, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Grazie Luisa Bertini, Simone Squarcina, nostro operatore. Adesso andiamo a Mestre, in via Piave, la via dove spesso ci sono blitz contro gli spacciatori. Sono in corso dei lavori e gli spacciatori ovviamente in questo caso si spostano poco più in là. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. A te Ilaria.
Buongiorno ai nostri telespettatori, siamo qui in via Piave dove molti residenti si stanno lamentando ulteriormente rispetto ormai alle tante proteste che abbiamo sentito nel corso degli ultimi anni, perché che cosa è successo? Come vedete, grazie alle immagini di Francesca Pezzo, stanno eseguendo dei lavori. Il Comune ha fatto posizionare queste recinzioni per lavori di sistemazione dei giardini di via Piave. Però che cos'è successo? Qui insieme a noi c'è uno dei rappresentanti dei cittadini del quartiere più attivi, Giovanna Luzzi, del coordinamento cittadini di via Piave. Che cosa è successo? Perché stanno facendo questi lavori, Giovanna, ma... Allora, questi lavori sapevamo che dovevano farli, ma non pensavamo partissero in questo momento. In ogni caso era per un rifacimento totale dei giardini, perché era stato già calcolato, io avevo saputo prima di Natale che dovevano fare sia Piraghetto che via Piave che il Bansizza in finale. Però adesso hanno fatto le corse a chiudere tutto, recintare tutto. Attualmente io non vedo partire e muoversi i lavori, quindi è tutto recintato e fermo. Il problema qual è? Che tutti i gruppi di tossici, spacciatori che imperversavano nel parco e lo occupavano ore e ore e ore da mattino fino a sera e notte. Quindi tutta questa gente ovviamente te la ritrovi sul marciapiede, seduti su quella specie di residuo di muretto, e la gente addirittura si sposta in strada a passare perché loro lavorano a cielo aperto. Ora torniamo sempre al punto, è vero che la polizia ha le mani legate perché sappiamo tutte le solite storie delle leggi limitate, che se non hai tanta roba addosso non puoi portarli via, però questi qua sono gli stessi che iniziano dalle 10-9 del mattino e finiscono probabilmente nella notte inoltrata, e tutti quelli che invece gli usanti droga, che sono zombie che camminano, invece che camminare sull'erba camminano sui marciapiedi, disturbano le persone, ovviamente rubano perché qua i furti stanno aumentando, e li trovi tutti nelle strade dietro con grandi gruppi che io li chiamo i barbecue all'aperto, quindi la situazione è parecchio grave. Voi tra l'altro vi augurate che questi lavori possano terminare quanto prima, perché tra l'altro a metà giugno ci sarà anche la festa d'estate. Sì, so che dovrebbe iniziare a metà giugno, quindi è un bel punto di domanda, perché allora, da un certo aspetto è anche bello vedere che essendo recintato non possono andare dentro, perché vedere solo loro non era simpatico neanche quello. Però la festa inizia a metà giugno, dovrebbe finire a metà agosto. E adesso non lo so, perché qui non è che io veda lavori in fase di avanzamento, non vedo nulla per adesso, vediamo più tanta gente in strada. Allora oggi ci stiamo facendo un po' le battute come cittadini, si parla di riprendersi la città, riprendersi addirittura le notti, ma qui bisogna riprendersi le 24 ore del giorno. Grazie a Giovanna Luzzi, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e a Francesca Pezzo per la parte tecnica. Torniamo ai ladri, sono scatenati anche a Romano Dezzelino, hanno danneggiato 12 auto. Sentiamo. Ho appreso anch'io in modo informale quanto è successo nel weekend qui a San Giacomo in via Marcello, probabilmente durante una competizione sportiva in questo parcheggio che ospita circa un centinaio di posti auto. Ad oggi, anche con contatti con la stazione dei Carabinieri di Romano, sono stati segnalati e denunciati 2 furti rispetto ai 12 segnalati, per cui invito chi avesse avuto questo tipo di avvenimento a recarsi ai Carabinieri a denunciare, perché è anche sulla base di queste cose che poi vengono tarate i livelli di rischiosità del territorio. Razzie e danni a 12 auto nel parcheggio antistante lo Iaco Sport Center a San Giacomo di Romano Dezzelino, vetri infranti e vetture forzate anche di valore elevato, ma al momento sono soltanto 2 le denunce presentate. I ladri avrebbero agito indisturbato
inaugurati in pieno giorno, sebbene la zona sia molto frequentata. Proprio lì, tra l'altro, sono state inaugurate da poco anche le nuove scuole medie del paese. Con le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale tutti i luoghi sensibili sono monitorati più volte al giorno, però è evidente che non si possano controllare capillarmente H24 tutti i oltre 20 parcheggi pubblici che abbiamo, come tutti quanti i parchi, per cui quando c'è questo tipo di sensibilità è un invito che faccio come sindaco e che viene da tutta l'amministrazione comunale a un rapporto proattivo e collaborativo da parte di tutti. Nell'area di sosta non ci sono ancora videocamere di videosorveglianza nonostante le richieste avanzate dai gestori del centro sportivo comunale, e il sindaco ribatte. Saranno e sono già stati fatti i lavori di posizionamento dei cavidotti per l'installazione di queste telecamere. È evidente che tutto questo, trattandosi di un luogo pubblico, va avvistare da quello che è l'organismo che si occupa della privacy, il DPO del comune. Il DPO del comune sta facendo tutti quanti gli accertamenti del caso proprio perché in questa zona transitano anche parecchi minori all'uscita di scuola e non possiamo riprendere i minori così come vogliamo. Servizio di Nancy Galdi, oggi in regia Mattia Pizzaia, Andrea Basso e Marco Mattiuzzo. Vediamo un altro fatto di cronaca a San Martino di Lupari. È stato identificato e denunciato il presunto responsabile degli spari notturni proprio in centro del paese. Sequestrata una pistola a salve, un giovanissimo che è stato incastrato dal tatuaggio. Ha appena 18 anni il responsabile degli spari notturni che si sono verificati per ben 2 giorni a San Martino di Lupari. Il giovane dell'Est Europa è stato denunciato per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. Sabato notte in via Cardinale Agostini 2 passanti avevano notato un ragazzo che con il volto coperto da un passamontagna armato di pistola, vistosi scoperto, aveva esploso alcuni colpi in aria e poi era scappato. Ai carabinieri intervenuti, i 2 testimoni hanno fornito un dettaglio fondamentale, descrivendo il vistoso tatuaggio che aveva il giovane armato. A terra i militari hanno anche rinvenuto alcuni bossoli a salve. Lunedì ad allertare i carabinieri invece è stata un'anziana svegliata nel cuore della notte dal rumore di diverse esplosioni. La donna alla finestra ha visto un ragazzo che si allontanava a piedi nei campi, urlando, imprecando e continuando a sparare in aria. Anche in questo caso il fuggitivo aveva un tatuaggio vistoso alla gamba. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni e all'analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina, i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del sospettato, individuato durante i controlli in via Papa Luciani a San Martino di Lupari. È stato trovato in possesso di una pistola a salve nascosta nella tasca della giacca, completa di caricatori e con 5 proiettili. Nella perquisizione della sua abitazione è stata rinvenuta la valigetta dell'arma e una scatola contenente ulteriori 50 colpi. Servizio di Valentina Visentin. E una densa colonna di fumo in cielo e traffico in tilt stamattina lungo la Callalta a San Biagio. È accaduto a metà mattinata. A prendere fuoco un furgone telonato in transito all'altezza di una rotatoria. È stata la vettura che seguiva il mezzo a segnalare all'autista il fumo. Il conducente ha fatto in tempo a fermarsi e a scendere prima che il fuoco avvolgesse il mezzo. È andato praticamente distrutto. Nel frattempo, lungo la strada, che è sempre molto trafficata, si sono formate lunghe code. L'emergenza gestita dai vigili del fuoco e dalla polizia locale è rientrata rapidamente con la messa in sicurezza del mezzo e la sua rimozione. La tragica morte di Massimo Feletto nel luglio del 2024 a Tempio di Ormelle. È stato condannato l'uomo alla guida dell'auto pirata che lo aveva travolto. La sentenza in tribunale a Treviso. Era il 24 luglio del 2024 quando Massimo Feletto venne travolto e ucciso da un'auto pirata a Tempio di Ormelle. L'uomo cinquantenne, disabile, molto noto e amato in paese, stava passeggiando a poche decine di metri da casa accanto alla badante quarantenne. Pochi istanti e su via Campagne calò il gelo, l'uomo che muore sul colpo, la donna ferita, l'auto che si volatilizza. Le indagini iniziano immediatamente con le telecamere di tutta l'area, non solo Ormelle, passate a setaccio. Non mancano gli appelli da parte di chi a Massimo ha voluto bene. Ora, a quasi 2 anni, la giustizia ha presentato il suo conto a Vittorio Spigolon, giostraio 67enne di Oderzo, e Walter Manfè, 57 anni di Orsago. Entrambi sono stati condannati in rito abbreviato e quindi hanno beneficiato dello sconto di 1/3 della pena. 4 anni e 4 mesi a Spigolon per omicidio stradale, 8 mesi per Manfè, accusato di averlo favorito. Quella maledetta sera di luglio Spigolon avrebbe centrato il cinquantenne a forte velocità
velocità senza fermarsi per prestare soccorso. Nell'impatto ha però perduto lo specchietto retrovisore destro della sua autovettura, particolare che alla fine lo ha incastrato, così come le celle telefoniche hanno messo alle strette Manfè, che ha dato protezione a Spigolon nei giorni successivi alla tragedia. Ai familiari di Feletto, assistiti dall'avvocato Fabio Crea, è stata riconosciuta una provvisionale di 30.000 euro. Resta aperto il procedimento civile e intatto il dolore di un'intera comunità, compresa la cooperativa Casa Vittoria di San Polo di Piave, dove Massimo era uno di famiglia. Servizio di Christian Arboit, è ferito un 19enne di Tezze che si è scontrato contro un'auto a Vallonara di Marostica. Siamo sempre purtroppo sugli incidenti. Monta la protesta dei cittadini sulla pericolosità di questa strada. Versa in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita, un 19enne di Tezze sul Brenta, rimasto coinvolto lunedì sera in un incidente stradale lungo via Consagrollo, la provinciale 71 a Vallonara di Marostica. Il giovane stava scendendo in sella alla sua moto verso la città degli Scacchi, quando in prossimità di una curva si è scontrato contro un'auto diretta verso l'altopiano, guidata da una 24enne di Asiago. Non si esclude che il motociclista abbia stretto troppo in curva, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l'utilitaria. Il Centauro è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato serie ferite a una gamba e al bacino, con fratture multiple e politraumi. È stato portato al San Bassiano con l'ambulanza, sul posto per i rilievi carabinieri, e torna sotto i riflettori la pericolosità di una strada più volte segnalata anche all'amministrazione. Questa è una strada al centro abitato, purtroppo magari non vengono rispettati i limiti di velocità, allora sono state fatte varie richieste, varie raccolte firme anche negli anni precedenti. Le pubbliche amministrazioni ci dicono che essendo una strada provinciale il comune non può intervenire a installare nulla. Diciamo che magari un rivelatore di velocità con fotografia della targa di chi potrebbe essere un'idea. E se mi curve, è successo un mese fa, ho 45 anni che abito qua, allora ho visto più di 50 incidenti. Non so che capita il morto. Dopo non vorrei vedere massi e fiori qua in cima. Il sindaco Mozzolo al suo canto ha ben presente la situazione e coglie l'occasione per chiedere a chi si mette alla guida di auto o moto di usare il buon senso e rispettare i limiti. Dobbiamo metterci nell'ottica che per strada potrebbe esserci nostro figlio, un nostro genitore, un familiare, un amico. Signori, qua il problema è è la velocità che ognuno di noi tende ad avere. Metto anch'io in primis, per andare nei luoghi di interesse. A volte veramente basta un po' di accortezza, un po' di sensibilità verso il prossimo per evitare quelli che sono danni anche irreparabili. Nuovo accertamento tecnico disposto dalla Procura per ricostruire l'investimento mortale avvenuto a fine marzo a Vicenza. Proseguono le indagini sul tragico investimento costato la vita all'ex sindacalista Giuliano Bettio, 73 anni, travolto sulle strisce pedonali in via Zampieri a Vicenza la sera del 29 marzo scorso. La Procura ha disposto una consulenza cinematica che servirà a ricostruire con precisione dinamica, velocità e responsabilità dell'incidente. Bettio fu investito da una Fiat Punto e sbalzato sull'asfalto, trasportato in condizioni gravissime a San Bortolo, morì poco dopo. Alla guida della vettura un 47enne che, secondo gli inquirenti, dopo l'impatto non si è fermato, proseguendo la corsa e urtando altri veicoli, prima di essere bloccato da alcuni cittadini. L'uomo è indagato così, oltre che per omicidio stradale, anche per omissione di soccorso. L'incarico per la consulenza sarà conferito all'ingegner Claudio Coral il 22 aprile in procura. Servizio di Ivano Tolentini, vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. Bassano del Grappa, in strada del Brolo, incendio in un'abitazione, esplode una bombola di gas, paura e danni. Sentiremo dalla redazione di Bassano del Grappa gli ultimi particolari e andiamo avanti con la cronaca, un arresto chiave e poi la risalita fino ai grossisti. Così un'indagine partita da Preganziol ha portato a un maxi sequestro di cocaina tra Veneto e Lombardia, 180 kg di stupefacenti.
Sono i 7 kg di cocaina trovati a Preganziol, il punto di svolta dell'indagine. Droga che, secondo gli investigatori, veniva nascosta anche nei pressi dei binari della stazione di San Trovaso, utilizzati come deposito temporaneo prima della distribuzione ai piccoli spacciatori, per la maggioranza senegalesi e nordafricani. Tutto ha inizio ai primi di aprile, quando a finire in manette è un cittadino albanese fermato dalla Polizia di Stato a San Trovaso con lo stupefacente nel bagagliaio. Un arresto che fin da subito apre uno scenario più ampio. Quell'uomo non era un semplice pusher, ma il punto di riferimento per l'approvvigionamento della droga nel Trevigiano. Da lì prende corpo l'indagine della squadra mobile. Gli agenti ricostruiscono i suoi movimenti, analizzano i contatti, seguono il flusso delle forniture e scoprono che i quantitativi più ingenti non restavano a lungo in suo possesso. Venivano nascosti in punti strategici come l'area ferroviaria di San Trovaso, per poi essere smistati rapidamente verso le piazze di spaccio. I consumatori, professionisti ma anche operai, disposti ad incontrare i pusher in pieno giorno anche nei pressi dell'ospedale Caffoncello. Seguendo questa rete, gli investigatori riescono a risalire ai livelli superiori del traffico fino ai grossisti attivi in Lombardia. Il blitz scatta tra Roverbella e Porto Mantovano. In un'auto viene scoperto un vano segreto elettromagnetico con 20 kg di cocaina che 2 uomini, sempre albanesi, dovevano consegnare ad un connazionale senza fissa dimora. Nelle abitazioni dei 2 grossisti il ritrovamento più significativo: 156 kg di cocaina nascosti sotto un letto, insieme a decine di migliaia di euro in contanti. 3 gli arresti eseguiti in questa fase, che si aggiungono a quello iniziale di Preganziol. In totale oltre 180 kg di cocaina sequestrati nell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso. È un risultato eccezionale, unico, un'attività di indagine che parte dalla nostra città e che fa sì che vengano sequestrati 180 kg di sostanza stupefacente per un valore complessivo di 40 milioni di euro. Servizio di Nicola Marcato, e dai trafficanti di droga andiamo ai vandali che hanno devastato un campo di asparagi a Nervesa della Battaglia. In diretta Federico Fosetti con Nicoletta Rizzetto per le riprese. A te Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Come hai detto, vandali, siamo qui a Dus di Nervesa della Battaglia. Nicoletta Rizzetto vi mostra dove siamo all'interno di un'azienda agricola per parlarvi purtroppo di questo gesto. Come anche il nostro ospite Andrea Benedetti, che ringrazio, l'azienda agricola della Penaccio, un'azienda di famiglia che produce tutti ortaggi di stagione, ecco, seguite quello. Lui stesso dice: ma guardate che non è una cosa così grave. E in realtà noi siamo qui perché, pur se non è magari grave nell'entità, è comunque un gesto sconsiderato e cattivo, una cattiveria che comunque ha mandato a monte qualche giorno di raccolto di asparagi e insomma è giusto che si sappia che sono gesti davvero inutili. Andrea, cos'è successo? Sì, allora niente, lunedì mattina, presto, quando siamo venuti per fare la raccolta, per raccogliere, mio papà dal furgone già ha notato che non c'era la solita righetta, diciamo, che si vede da distante, e abbiamo pensato il freddo, magari hanno germinato meno e tutto, però quando siamo arrivati in testa al primo filare abbiamo visto tutti i monconi e tutte le punte per terra per tutta la lunghezza del filare. Parliamo di oltre 100 metri. Sì, 130 metri queste file. E dopo, camminando e guardando bene, abbiamo proprio visto i segni delle ruote di un veicolo che è entrato dalla parte opposta, che avete visto che siamo spersi, quindi sì, pensiamo che siano venuti apposta, e sono entrati e per tutta la lunghezza hanno spezzato grandi, piccoli, grossi, fini, e per fortuna la stagione non è... Sì, il risultato è questo, perché ne ha qualcuno in mano. Che dispiace di più è il fatto che non sono stati rubati, ma sono stati rovinati, cioè, non è che uno è venuto qui a rubarli per mangiarseli, uno è venuto qui, ha fatto il malanno, e abbiamo salvato qualcosa perché un nostro amico dopo ci aiuta, è venuto a raccoglierseli, e comunque qualcosa abbiamo salvato, però tutti questi è tutta roba da scarto, tutto mangiare buono certo. E lavoro, più che lavoro e mangiare da buttare via.
100 metri di asparagi rovinati così. Infatti Andrea Benedetti diceva almeno li avessero rubati per mangiarli. Questo è proprio un gesto, esatto, farebbe meno male. Questo è proprio un gesto vandali, inutile, una cattiveria. Tra l'altro io e Nicoletta, che abbiamo seguito Andrea in auto per arrivare qui, insomma 5-6 minuti di strada sterrata, quindi non è che è lungo la strada, uno si ferma e fa la cattiveria, vuol dire proprio aver voluto arrivare fino a qui, insomma, quindi un po' lo stato d'animo penso sia di profondo dispiacere più che il danno economico. Esatto, cioè, il danno economico è irrisorio confronto all'amaro, alla tristezza. Ti resti male e basta, non è che non hanno fatto una roba gravissima, però per noi che lavoriamo resti male e basta. Certo, tra l'altro direttore, insomma, anche il rispetto per chi lavora, perché qui non è che gli asparagi vengono fuori da soli, c'è un grande lavoro che dura tutto l'anno. Sì, la raccolta dura 1 mese e mezzo, 2, dipende dalla stagione, però dopo bisogna lavorarli tutto il resto dell'anno, lavorazioni del terreno, irrigazione, concimazione, sì, non è che vengono da soli, sì, non sono spontanei, quindi ci sono spese e lavoro che succede queste robe dispiace. È stata fatta la denuncia ai carabinieri, insomma, quindi speriamo anzi che ci sia qualche sviluppo e che si possano individuare i responsabili. Grazie mille ad Andrea Benedetti, buon lavoro e in bocca al lupo per la vostra azienda agricola Penaccio. Grazie da me e da Nicoletta Rizzetto, direttore, è tutto, ti restituiamo la linea. Grazie Federico, grazie molte a Federico Fusetti e a Nicoletta Rizzetto. Vediamo dalla prima pagina dell'Arena di Verona lo scandalo dell'escort con i calciatori, festini a Milano, tra i nomi anche quello di Nias del Verona, quello del centrocampista senegalese è il cognome che compare anche citato in intercettazioni nell'ordinanza e identificato anche con il nome nella richiesta dei PM. Uno scandalo che avrà sicuramente degli sviluppi e delle grandi polemiche. Ancora vediamo in questo caso invece la maxi frode attraverso il bonus 110. La Guardia di Finanza ha incastrato 2 professionisti bassanesi, un ingegnere e un architetto. 4 milioni di euro di crediti d'imposta fittizi attraverso una frode legata al superbonus 110%. È quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle di Bassano nell'ambito di un'indagine durata 2 anni che ha portato alla denuncia di un ingegnere e di un architetto bassanesi, uno per truffa aggravata ai danni dello Stato, l'altro per false attestazioni nelle asseverazioni tecniche. Un raggiro che ha interessato mezzo Veneto. In pratica l'ingegnere, attraverso il bonus 110, emetteva fatture per interventi mai realizzati, creando appunto i crediti fittizi. L'inchiesta è partita quasi per caso. Degli ignari cittadini hanno controllato il loro cassetto fiscale e hanno trovato appunto delle fatture per lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia che non avevano mai richiesto. Come proseguiva la frode? Che l'autore, appunto questo ingegnere, falsificava le firme dei ignari committenti e si trasferiva questi crediti creati con fatturazione falsa. A questo punto lui disponeva di crediti illegittimi perché non ci sono stati lavori, però effettivamente utilizzabili per compensare imposte e contributi. Quindi in parte questi crediti illegittimi sono stati utilizzati in compensazione, in parte sono stati anche rivenduti da questo professionista, così appunto acquisendo degli illeciti profitti. Una volta acquisiti, infatti, i crediti inesistenti venivano ceduti a società terze, consentendone la monetizzazione e producendo un ingente profitto illecito. L'architetto bassanese, complice dell'ingegnere, fungeva da direttore di lavori in realtà mai eseguiti, di cui accertava falsamente il buon esito. La normativa prevedeva appunto che a fronte dei lavori ci volesse, proprio per tutelare gli interessi erariali, delle figure terze che asseverassero, quindi accertassero, dichiarassero l'effettività dei lavori svolti. I finanzieri bassanesi della caserma di Via Maello hanno sequestrato 2.200.000 euro tra denaro a disposizione dei 2 indagati, crediti d'imposta e un appartamento in provincia di Vicenza. Inizio di Vanessa Banzatto, la svolta nel caso dei migranti che sono rimasti sotto i portici a dormire per un paio di notti, la polemica tra il sindaco Conte e diciamo, la diocesi di Treviso, le associazioni di solidarietà
che appunto hanno fatto la loro parte, ma insomma una polemica che è esplosa e che ha risolto praticamente Mirella Tuzzato perché un imprenditore di sua conoscenza si è offerto di ospitare questi ragazzi pakistani in diversi alberghi. Vediamo il servizio. Fate un po' di colazione, vi lavate in attesa che qualcuno si muova, perché così non è possibile vedervi. La svolta è arrivata poco dopo mezzogiorno, quando sotto i portici davanti alla chiesa di San Vito è arrivata Mirella Tuzzato, anima di veneti schiacciati dalla crisi. Mirella, che ha portato ai migranti accampati una buona notizia. Un suo telespettatore si è fatto avanti facendosi carico di una settimana di vitto e alloggio in alberghi e strutture dell'Interland. È un imprenditore del posto. Che ha visto questa situazione e dice: io metto la mia goccia nell'oceano, non voglio essere visto, però la metto tramite te, vai a prenderli e portarli a lavare, a fare. No, la politica non c'entra niente, qua è solo un aiuto proprio personale che dà questa persona a questi ragazzi. La politica assolutamente non c'entra niente in questa situazione, zero assoluto. Solo umanità. Solo umanità e basta, non vuole nessuno. Quindi adesso come ti organizzi, Mirella? Adesso chiedo chi di loro vuole venire via direttamente e basta. 11 i migranti aiutati. Si tratta di alcuni dei senza tetto sgomberati dal Parc dal Negro la scorsa settimana, gli stessi che per 2 notti di fila hanno dormito nei pressi di Kasugana. Nel corso della giornata sono stati intercettati anche quelli che al momento dell'arrivo di Mirella si trovavano al lavoro. Come passaggio intermedio la sede dell'associazione al Sant'Artemio, dove hanno potuto prendere dei vestiti e delle scarpe. Mirella, grazie signora questa che siamo un po' felici, così laviamo, cambiamo, guarda lì i vestiti. Non è una vita questo. Non è vita. Sono felice che devo andare a lavare, ma un posto non è un posto. Tanto grazie mille per signora, che oggi arrivo, chiama che c'è lavoro, tu vieni. Grazie, tanto grazie. Grazie Mirella, grazie Mirella. Quanti anni hai? 20. 20 anni? Sì, 20 anni. Queste sono persone, sono creature che vanno aiutate. C'è questa persona che lavora, poi la porteremo anche al lavoro questa sera e poi domani mattina mi organizzerò con le associazioni di volontariato per andarli a prendere e vedere come fare. Intanto facciamo oggi e adesso ragazzi andiamo a mangiare. Grazie. Ciao, ci vediamo dopo. E ieri la Mirelluccia in diretta a Focus, sentiamo cosa ci ha detto in un collegamento telefonico. Intervento oggi proprio nel cuore di Treviso, ci racconti un po' come sono andate le cose, dove sono adesso questi ragazzi, che possibilità avranno appunto di avere un alloggio, se sarà possibile magari in futuro fare in modo che trovino un lavoro, loro e tutti coloro che nelle città si spera poi possano integrarsi quando hanno le carte in regola. Allora, brevissimo direttore, allora oggi si parte, siamo partiti bene, sono ragazzi educati, molto gentili, molto remissivi. Il problema è che ho un saldatore, un muratore, 3 ragazzi che sanno lavorare bene la terra. Li abbiamo accolti, sono al sicuro, in diversi posti naturalmente. Alcuni sono terrorizzati, nel vero senso della parola. Alcuni hanno perso anche i documenti, perché quando c'è stato lo sgombero hanno perso già i documenti. È una situazione molto complicata, però io semplicemente ho fatto quello che mi è stato chiesto di fare, solidarietà. Io ho avuto questa fortuna di avere questa persona che mi ha detto: vai, io ci sono, per una settimana ti copro, vai a prenderli e portali almeno a fare un bagno, a cambiarsi i vestiti, fai quello che devi fare, ed è quello che faccio tutti i giorni. Ho semplicemente fatto quello che mi è stato chiesto di fare. Quello che mi stupisce, quando ho chiesto loro quante lingue sai, 2, spagnolo, francese, italiano, quasi tutti riesco con loro, sono riuscita a parlare. Non ho avuto bisogno di mediatori culturali, anche se ne ho una che mi sta molto vicino, quando ho bisogno lei c'è. Ma soprattutto
proprio la pena, la sofferenza che ho provato nel vedere questi volti. Ho sentito gli ospiti che avevo, saluto anche Pan, e vorrei forse che la politica si rendesse conto che ci sono anche delle persone che vogliono integrarsi. Così Mirella Tuzzato ieri sera in diretta a Focus, e il sindaco Mario Conte a Ring ha ringraziato l'imprenditore che si è fatto carico per una settimana dei migranti, sottolineando però come il problema resta e resterà in futuro, ed è tornato anche a parlare dello sgombero del Parc dal Negro e le proteste sotto i portici del municipio. L'imprenditore, che non so chi sia, un imprenditore anonimo, io lo ringrazio perché per una settimana darà speranza a questi ragazzi. Ma finita la settimana... Che si fa? Cioè, come dire, dopo? È questo il tema, no? Il prefetto sapeva o no di quell'operazione all'interno del Parc del Negro? Noi stavamo programmando l'intervento di pulizia del parcheggio, come peraltro facciamo sempre. Quindi non serve avvertire il prefetto per questa cosa qui? Non è un'operazione di sicurezza. Nel senso che noi abbiamo invitato le persone presenti a raccogliere le loro cose perché dovevamo pulire, consapevoli che la sera probabilmente sarebbero pure tornati, tant'è che il parcheggio oggi è ancora aperto. È vero che abbiamo chiesto alla proprietà a giugno di chiuderlo, ma il nostro è un intervento di pulizia, sanificazione e ripristino delle condizioni anche di sicurezza, perché c'erano dei vani tecnici che erano completamente riempiti di immondizie e quindi anche pericolose da un punto di vista degli incendi. Quindi noi abbiamo ripristinato il decoro, la sicurezza e la pulizia. Quindi poi queste persone sono state invitate a spostarsi, allontanarsi, perché gli abbiamo detto che quello non è un luogo dove si può dormire. Però adesso sono nel circuito dell'accoglienza, ha detto, no? Hanno La stragrande maggioranza, di che però ovviamente puntualmente e scientificamente gli intervistati non raccontano. Non dicono che delle 50 persone che sono state invitate a spostarsi, 40 sono state inserite nel circuito dell'accoglienza. Si concentrano su queste 10. Ma vorrei chiedere a quei signori, i 10 che arriveranno domani? E i 10 che arriveranno dopodomani? E i 10 che arriveranno dopodomani ancora? Ma la risposta è: ci deve pensare il sindaco, chi amministra, nel senso sindaco. Non solo il sindaco, Però, cioè una politica nazionale. Però io non voglio interpretare, ma immagino che sia questa la risposta. Io capisco perfettamente l'azione di cuore di quelle persone, però chi amministra un ente pubblico e quindi utilizza il denaro pubblico, oltre a metterci il cuore, deve rispettare le regole. E quindi le regole si rispettano attraverso dei protocolli. Oggi l'accoglienza a Treviso è ben gestita attraverso un protocollo e un coordinamento che è dato dalla prefettura con il comune, con Caritas e con Sant'Egidio. Io rilancio il mio appello a tutti quegli imprenditori che fanno uso della manodopera di queste persone durante il giorno, che se di giorno sfrutti la loro manodopera, fai lo sforzo di dar loro l'ospitalità. Così ieri sera il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte, intervistato da Ferdinando Avarino, e vediamo l'associazione iesolana Albergatori che raddoppia l'impegno e trova nuove soluzioni abitative per i collaboratori degli albergatori che ne vorranno usufruire. Più posti letto per i lavoratori stagionali e nuove strutture pronte ad accoglierli. Si amplia il progetto Foresterie promosso dall'AIA. L'associazione iesolana Albergatori raddoppia ora la disponibilità individuando 2 nuove strutture alberghiere e 2 appartamenti. Il sistema passa così da 33 camere iniziali a circa 50, con ulteriori soluzioni abitative che portano la capacità complessiva a oltre 100 posti letto. Questa volta abbiamo non più una struttura dislocata in un unico punto nella zona est di Jesolo, ma ne abbiamo una nella zona est e una nella zona ovest, quindi diamo maggiore disponibilità ai nostri associati per quanto riguarda camere d'albergo per i dipendenti. In piazza Milano abbiamo l'Hotel Reno con una ventina di camere ormai sold out, quindi tutte vendute già ai nostri colleghi, e abbiamo da poco aperto le vendite, siamo al 50% per quanto riguarda l'Hotel Rex nella zona di piazza Nember, quindi nella parte verso il faro di Jesolo. Un progetto che ha un doppio obiettivo: garantire un alloggio ai lavoratori stagionali e allo stesso tempo dimostrare concretamente la fattibilità del progetto. Siamo
consapevoli che c'è la necessità di avere degli appartamenti, delle casette per chi decide di stabilirsi a Jesolo. Questo darà sicuramente nuova linfa alla località, porterà alla crescita sicuramente di quello che è il numero degli abitanti e a nuovi servizi, a nuove attività che sicuramente potranno vedere in numeri maggiori sulla località un particolare interesse. Un polverone di polemiche nel contesto degli alpini, delle penne nere, per la consegna del cappello da alpino ad alcuni dei volontari che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina. L'ANA, l'Associazione Nazionale degli Alpini, parla di una vergogna del fatto che soltanto un alpino, chi ha fatto il servizio di leva, può avere l'onore di portare il cappello. Si possono trovare tanti modi per riconoscere la capacità di questi volontari senza dover svendere la nostra storia. La consegna del cappello alpino a 180 volontari che hanno prestato servizio alle Olimpiadi Milano Cortina è risultata a dir poco indigesta a numerose penne nere che considerano la scelta una svendita dell'identità alpina rappresentata appunto dal cappello. Umberto Casagrande Cosmo, storico alpino vittoriese, ha scritto una lettera ai vertici dell'associazione della quale dice di non sentirsi moralmente più parte. Svendere questa nostra storia diventa pericoloso da un punto di vista di quella che è la nostra identità. La scelta di consegnare il cappello a chi alpino non è, prosegue Casagrande, non tiene poi conto di tutte quelle persone che sono affiliate all'ANA come amici degli alpini e non hanno mai chiesto il copricapo militare. Senza i volontari probabilmente l'ANA non riuscirebbe ad andare avanti e a fare tutto quello che fa, però ci sono modi e modi per dare un riconoscimento alle persone che collaborano con noi. Nessuna violazione delle regole, secondo l'ANA, che sottolinea come il dono del cappello alpino assegnato dall'esercito a 180 volontari alle Olimpiadi di Milano Cortina serva anche per guardare al futuro, ai giovani, con un coordinamento tra forze militari e componenti civili. Se le regole non piacciono bisogna fare un percorso diverso, ovvero modificarle, ma voglio dire, questo è compito della maggioranza degli associati, non di una sparuta minoranza. Cappello alpino ad un gruppo di volontari delle Olimpiadi Milano Cortina. Chi critica non ha approfondito la questione, afferma Francesco Introvigne, presidente emerito dell'ANA di Vittorio Veneto e responsabile nazionale dell'AGE, il gruppo ausiliari per i grandi eventi. Sui 1200 volontari totali il cappello è stato donato solo ai 180 che hanno compiuto uno specifico percorso di formazione. Hanno fatto dei corsi di qualificazione, dei corsi di addestramento presso l'esercito italiano nella specificità alle truppe alpine, sono stati alle dipendenze dell'esercito stesso, come facevo riferimento, per un periodo superiore a 60 giorni e questo è il titolo limite dello Statuto Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini all'articolo 4 che appunto dà la possibilità a chi è in queste condizioni di essere iscritti all'associazione e di conseguenza di avere anche ottenuto in dono il cappello alpino, che non è un dono dell'associazione ma è un dono dell'esercito. Una scelta rivolta a giovani volonterosi per guardare al futuro nel rispetto del passato. Anche il presidente nazionale dell'ANA sabato a Verona ha voluto sottolinearne l'importanza. Questa esperienza di capacità di coordinamento tra le forze militari e la componente civile che poi si inserisce all'interno delle forze militari come supporto, quindi come riserva, deve essere un modello da portare avanti e da perseguire e su questo l'Associazione Nazionale Alpini sarà presente, perché in questo modo noi potremo anche costruire in futuro una prospettiva di anche giovani che possono mettere questo cappello e possono guardare in avanti. Migliaia di messaggi sui social, vignette, prese di posizione durissime. Gli alpini difendono il cappello anche sul web, dove l'ondata di sdegno cresce di giorno in giorno. Una marea, un fiume in piena. È quello degli alpini che condannano senza appello la scelta di consegnare il cappello con la penna nera anche ai volontari delle Olimpiadi. Il tema è semplice ma potenzialmente esplosivo.
Non posso tacere oltre, scrive ad esempio il maggiore Filippo Pavan Bernacchi, per preservare la memoria di chi ci ha preceduti. L'uso del cappello da parte di chi non è mai stato alpino è una mancanza di rispetto verso le tradizioni del corpo. Se dovrò pagare per questo post, conclude il maggiore, per me sarà una medaglia. Pavan Bernacchi ha pubblicato nel suo profilo una vignetta con una catena di montaggio che sforna cappelli alpini, ma dal tono del suo intervento si capisce che c'è ben poco da ridere. Sui social la polemica è senza freno, c'è addirittura chi ha pubblicato una vignetta con il presidente nazionale Sebastiano Favero inseguito dagli spiriti degli alpini che hanno dato la vita per la patria, per quel cappello. Vergogna, onore svenduto, recita una frase scolpita nella pietra. Sempre su questo tema tanti stanno condividendo un'immagine con le foto della cerimonia di consegna del cappello alpino con la scritta Vergogna. E dello stesso tenore sono centinaia di commenti al post dell'associazione sull'evento veronese. Per non parlare dell'immagine del vecchio alpino costretto a starsene con la benda sugli occhi per non vedere quello che sta succedendo. Oppure del chiarissimo no al cappello ai volontari diffuso in queste ore. Lo sdegno potrebbe portare anche a clamorose iniziative come quella di togliersi il cappello nello sfilamento della Giornata Nazionale di Genova davanti al palco delle autorità. Vedremo cosa succederà. Intanto il clima è di quelli bollenti. D'altronde lo dice anche la canzone che di penna mora. L'alpino ne ha una sola e solo lui la può portare. Un po' più mora, solo l'alpino la può portare. Servizio di Ferdinando Garavello, vediamo un titolo del Corriere delle Alpi che di Penne Nere parla. Gli alpini donano 85.000 ore di lavoro, ecco la suddivisione gruppo per gruppo. Il grande cuore vale 2,7 milioni di euro. Soccal dice la nostra generosità è sempre spontanea, non la quantifichiamo. Pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia, Andrea Basso e Marco Mattiuzzo. Torniamo subito, state con noi. Continua lo scontro tra il governo, addirittura l'Europa da una parte, tutta l'Europa, e il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, deciso a difendere la presenza della Russia alla Biennale di Venezia. Lo stesso ministro Giuli gli ha intimato di fare un passo indietro, di non continuare a difendere il Salone di Mosca, e Buttafuoco, insieme anche ad Alberto Stefani, allo stesso sindaco Luigi Prugnaro, difendono la libertà di praticamente esporre arte a prescindere dalla politica. Vediamo. Per nulla interessato alle questioni di palazzo e di potere, il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, continua in silenzio a lavorare alacremente alla vernice della mostra, tira dritto non modificando la sua linea circa l'apertura del padiglione della Russia ai giardini in occasione della mostra internazionale della Biennale d'Arte di Venezia. Continua così il braccio di ferro involontario con il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli, che Buttafuoco non vuole per nulla alimentare, anzi il presidente non si opporrebbe poi a una qualsiasi decisione del governo che rispetterebbe appieno per scala gerarchica, ma non vuole in questo momento far venire meno il suo ruolo. Non spetta alla Biennale censurare nessuno, ma se il governo non vuole la Russia e mettesse in atto per questo un'azione di forza, come ad esempio i sigilli, non starebbe a lui entrare nel merito. L'importanza per Buttafuoco è sempre la fedeltà e la coerenza al suo ruolo, nel rispetto delle normative vigenti, e così nei giorni della vernice, la 61esima esposizione internazionale della Biennale d'Arte, lancia anche la Biennale della Parola, per dare spazio alla pace e al dissenso ad artisti anche russi che si siano schierati contro la guerra e per la pace. A sostegno della posizione di Buttafuoco e della Biennale contro la censura c'è anche un'importante voce cittadina veneziana nel mondo della cultura, quella del presidente dell'Accademia delle Belle Arti, Michele Casarin. Credo che la cultura abbia il dovere di costruire ponti, non di distruggerli. Questo è un caso molto particolare perché va ricordato che la Russia è profondamente legata alla cultura europea. Basti pensare alla letteratura, alla musica, alla danza, all'arte. Elogiato Buttafuoco. Ritengo che il presidente Buttafuoco abbia fatto una scelta certamente rischiosa ma molto coraggiosa, che apprezzo e che sostengo. Qualcuno qualche settimana fa aveva proposto per Venezia un ruolo di
mediazione, come luogo in cui promuovere la pace attraverso la cultura, proprio perché Venezia è una capitale della cultura. Adesso dobbiamo andare in diretta a Bassano del Grappa perché c'è stato un incendio in una abitazione, paura ai danni. In diretta Monica Smiderle, a te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, siamo in strada del Brolo a Bassano del Grappa, siamo in un'area a pochi passi dal centro della città. Come vedete alle mie spalle questa abitazione è andata praticamente distrutta dalle fiamme, il rogo pare sia partito da un'apparecchiatura esterna, probabilmente il condizionatore, le fiamme si sono poi propagate molto velocemente all'interno della casa che attualmente è inagibile. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bassano del Grappa ma anche da Cittadella nel tentativo di fermare il rogo che invece si è, ripeto, propagato molto velocemente, divorando praticamente l'interno dell'abitazione. Al momento dello scoppio dell'incendio in casa c'erano i proprietari, i signori Maso, che sono adesso chiaramente sconvolti per quanto accaduto. I pompieri stanno portando all'esterno quello che è possibile, qualche capo di abbigliamento, vedete le valigie, perché saranno costretti a lasciare la casa e andare momentaneamente da un'altra parte, pare dalla figlia. Tentiamo di avvicinare la proprietaria, la signora Maso. Signora, scusi, so che è un momento difficile. Basta. No, non ci sono parole, mi dispiace. Non ci sono parole, chiaramente all'opera, come vi dicevo, le squadre dei vigili del fuoco, il caposquadra che sta verbalizzando quanto accaduto. Possiamo chiederle che cosa è successo, com'è scoppiato l'incendio, la situazione della casa? Allora, la situazione della casa è inagibile per quello che è interessato l'incendio, non per la struttura. L'incendio non si è ancora preso atto da dove sia partito, si presuppone dall'esterno, perché i due occupanti erano all'interno dell'abitazione e hanno visto le fiamme all'esterno. Fortunatamente non ci sono feriti, lo diciamo. No, non c'è nessun ferito né intossicati. È stato necessario l'intervento vostro dei Vigili del Fuoco di Bassano, ma in supporto anche Cittadella. Sì, esatto, è arrivato in supporto con personale di Cittadella che ci hanno dato il cambio, visto la difficoltà e il propagarsi dell'incendio. La strada è rimasta chiusa per ore? È rimasta chiusa quasi per 3 ore, fino adesso diciamo. Qual è il rischio? No, diciamo di pericolosità no, più che altro le persone erano già evacuate e non c'era più nessuno dentro le abitazioni. L'intervento è a buon punto adesso? Sì, adesso stiamo prendendo le ultime informazioni, dopo delimitiamo la zona e in pratica si chiude qua. Comunque è tutto sotto controllo adesso. Grazie a Giancarlo Mocellino, il caposquadra dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa. Se c'è ancora qualche minuto, direttore, continuiamo a mostrarvi in diretta l'intervento dei Vigili del Fuoco che, come vi dicevo, in questo momento stanno portando all'esterno quanto possibile per agevolare questa famiglia che è rimasta senza abitazione. Potete vedere anche gli agenti della polizia, del commissariato di Bassano, che sono qui per tutelare la sicurezza anche dei tanti vicini di casa che sono rimasti fuori casa per diverse ore per garantire la sicurezza di tutti i residenti. Insomma, le operazioni proseguono, come vi diceva anche il caposquadra, sono a buon punto, la famiglia è sotto shock, avete sentito la signora Maso comprensibilmente provata per quanto accaduto. Da Bassano è tutto, direttore, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Monica Smiderle e al nostro operatore Andrea Benetti. Adesso andiamo in collegamento con il professor Gianfranco Perulli, avvocato, docente universitario, autore di un libro che sarà presentato domani a Venezia, alla libreria Studium, al 337 del Sestiere San Marco. Il libro è La nuova provincia. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno direttore.
Allora, la nuova provincia, diciamo, di questo parla questo libro, come sarà la nuova provincia? Questo libro esce quando abbiamo un testo unico base che in Parlamento ha raccolto 8 disegni di legge per lanciare nel piano istituzionale una nuova provincia dopo la legge 56 del 2014, che ha modificato radicalmente la precedente provincia storica, togliendole l'elezione diretta e quindi creando questa provincia come ente di secondo grado, e devo dire che dopo 12 anni di esperienza questa legge 56 del 2014 ha dimostrato di non incontrare il favore dei cittadini e delle istituzioni. Ci sono in Italia 110 province che però non hanno quella voce in capitolo che dovrebbero avere come ente di secondo grado rispetto al comune, un ente che dovrebbe occuparsi assieme al comune di una serie di materie fondamentali, per esempio l'urbanistica. Un comune non può disegnare il territorio o occuparsi della situazione urbanistica e ambientale da solo, deve ovviamente interagire con un ente superiore che abbia una visione più ampia del territorio, e questa è la provincia, che storicamente ha funzionato e che invece ultimamente era entrata in crisi. È stata la ratio che aveva tolto l'elezione diretta, no? Perché sappiamo che quando non votano i cittadini intanto c'è uno scollegamento tra il territorio e i rappresentanti del È stata sicuramente una valutazione errata, una valutazione del legislatore sbagliata. Togliere appunto il voto al cittadino, la provincia eletta dai consiglieri comunali e quindi in una situazione assolutamente diciamo così nascosta, con un impoverimento delle funzioni, un impoverimento della possibilità da parte della provincia di essere vicina al cittadino nelle situazioni molto importanti, per esempio della sanità, dei trasporti, che sono funzioni proprio provinciali, funzioni che naturalmente devono essere delegate a un ente superiore al comune. Pensiamo alla situazione drammatica dei piccoli comuni, ma come fa oggi un piccolo comune a occuparsi dell'urbanistica, della sanità, dei trasporti senza un ente superiore che gli permetta invece una gestione migliore di queste funzioni fondamentali? Certamente, a volte si mette in discussione anche la presenza di troppi enti locali. C'è chi dice addirittura tanto varrebbe tenere le province e non avere le regioni, no? È una delle tante polemiche a cui abbiamo assistito in questi anni. Sì, diciamo che la regione è un ente diverso perché è legislatore. Quindi la regione come legislatore ha una sua funzione accanto allo Stato, ma invece la provincia è assieme al comune nel territorio, è assieme al comune nel territorio ed è un ente storico, perché la provincia è nata, come si sa, con i Romani. I Romani nominavano i loro rappresentanti, che erano proprio i rappresentanti nella provincia, con l'imperium allora, e che esercitavano nelle varie province dell'impero romano. Quindi la provincia è storicamente un ente che è radicato nel territorio e il cittadino lo sente come tale. Io credo che il risultato del referendum abbia dimostrato, al di là delle posizioni, che il cittadino, se naturalmente gli si offre l'opportunità di intervenire in una situazione che sente come sua, risponde, per cui è andato a votare in massa per il referendum. E così io credo che di fronte a una nuova provincia che lo veda protagonista attraverso l'elezione diretta, la provincia possa ritornare ad essere un ente importante nel rapporto con i comuni senza andare a toccare la funzione della regione.
Professor Perulli, grazie molte, complimenti. Ricordiamo allora presentazione domani a Venezia, alla Libreria Studium, al 337 del Sestiere San Marco, il libro La nuova provincia, con interventi, ci saranno interventi di Giampaolo Scarante, ambasciatore e docente universitario, ovviamente dello stesso Gianfranco Perulli, che è curatore della collana Enti Locali, presenta Marco Vidalla, imprenditore. Grazie professore, buona giornata. Grazie direttore, grazie a lei, buongiorno. Grazie molte. E andiamo in pubblicità e torniamo subito con altra cronaca. A Villa del Conte sembra a volte un terremoto, almeno stando alle dichiarazioni degli abitanti di una villetta dove di varie case che tremano al passaggio dei bisonti della strada, cioè i tir. Sono due cittadini che ci hanno contattato per segnalare un problema che stanno vivendo da mesi. Sentiamo Nancy Galdi. C'è un tremolio che fa tremare la casa, fa tremare veramente la casa. Si sono verificati dei crepi, che vi faccio vedere se volete, va bene, che si allargano sempre di più. Sicché sta cosa dobbiamo metterla a posto in qualche maniera. I lavori per l'inserimento dell'acquedotto in via Tremarendi a Villa del Conte avrebbero avuto effetti collaterali per alcuni residenti. Da quando il cantiere è stato completato, al passaggio di tir e mezzi pesanti tremano le case e non solo, creano anche danni veri e propri alle abitazioni, con crepe sui muri e mattonelle rialzate. Hanno finito i lavori e si è creato nell'attraversamento per la posa dei tubi, si è creato uno scavo per mettere in sede i tubi, che poi questo scavo non è stato ben compattato, perché passando i camion hanno creato una cunetta. Questa cunetta non sembra che sia una cosa importante, invece lo è, perché crea un scossone. Prima di tutto ci sono le conseguenze dei danni alla struttura, ai muri e ai pavimenti. Poi c'è, se vai coricati al pomeriggio a letto, non riesci a dormire perché senti il letto che comincia a tremare. Purtroppo queste sono le conseguenze. Più di tutto sono i danni che stanno causando all'abitazione. E questo è il problema principale. Entrambi i vicini hanno presentato più volte segnalazioni, ma finora non hanno ricevuto risposta. Le segnalazioni sono state fatte alla provincia per prima, poi al comandante della polizia locale, qui il 22 di marzo al comune di Villa del Conte, anche i carabinieri che domenica si sono venuti qui per chiedere informazioni. Al momento nessuno si è mai fatto vivo per risolvere il problema. Il problema è questo e rimane lì da mesi. Cresce la preoccupazione dei lavoratori dell'azienda Costan Press di Gardigiano di Scorzè e hanno un presidio davanti alla sede a Mestre in concomitanza con l'incontro tra sindacati, regione e proprietà, ma purtroppo sono assenti, non si sono presentati i rappresentanti del fondo tedesco e quindi manca poco tempo per trovare gli investitori che possano salvare l'azienda. È stato un incontro complicato perché la situazione della Costan Press in questo momento sicuramente ci sta allertando. È un incontro che comunque ha avuto anche delle note positive perché ci sono degli interessamenti concreti che speriamo si manifestino anche in maniera ufficiale per far sì che ci sia la continuità dell'attività lavorativa dei lavoratori e delle lavoratrici. Presidio davanti alla sede di Veneto Lavoro a Mestre in concomitanza con l'incontro tra sindacati, regione, proprietà della Costan Press di Gardigiano di Scorzè. Assenti i rappresentanti del fondo di investimento tedesco Accursia Capital, che ha disatteso l'impegno di versare 150.000 euro entro lo scorso 13 aprile per sbloccare le manutenzioni degli impianti. Il fondo Accursia è un fondo inaffidabile. Lo testimonia il fatto che tutti i lavoratori presenti oggi qua sono qui presenti perché l'insicurezza
porterebbe a colpire un territorio che già è stato colpito in passato da altre chiusure, e questi fondi non fanno altro che, speculando sulle aziende in crisi, a distruggere il tessuto sociale ed economico sia del nostro paese, ma come già sta accadendo in altre realtà anche in tutta Europa. Al presidio, per portare il loro sostegno, anche i colleghi dell'Aluminium Die Casting di Saonara nel Padovano e della Friul Press nel Pordenonese, con cui condividono un destino simile. Queste aziende sono state acquisite prima dallo stesso fondo che sta conducendo a questa situazione drammatica, Costampress, e successivamente sono stati ceduti a una società immobiliare che non ha nulla a che vedere con la produzione e con l'industria. Quello a cui stiamo assistendo è un rischio di deindustrializzazione, di impoverimento del tessuto economico e sociale della nostra regione. L'azienda Friul Press di Pordenone, Sesto Reghena, ha avuto la sventura di incappare in Accursia. La loro fama era già arrivata a noi e quindi ci siamo mobilitati subito e abbiamo vissuto queste settimane in modo molto, con preoccupazione, con tensione, eccetera. E alla fine abbiamo poi scoperto di essere stati ceduti successivamente a un'altra società che è una scatola vuota. L'unica prospettiva per evitare la liquidazione, ribadiscono i sindacati, è un compratore serio. Chi è interessato a una realtà che comunque ha la possibilità anche di continuare a lavorare, perché gli ordini ci sono per coprire tutto quanto l'anno, si faccia avanti. Questa volta siano imprenditori seri e non gruppi che vengono qui nel territorio a speculare. Andiamo a Trieste per il secondo funerale di Liliana Resinovic, che si è svolto nel cimitero di Sant'Anna. Presenti una ventina tra parenti ed amici, la breve cerimonia ha avuto luogo per volontà della famiglia dopo il nulla osta della procura per il completamento delle perizie sui resti della donna. Vediamo. Lilli, io ci sono, è la scritta sulla spilla bianca con il disegno di una scarpetta rossa, simbolo della violenza contro le donne, e di un cuoricino indossata dagli amici e dai familiari di Liliana Resinovic, riuniti oggi al cimitero di Sant'Anna per la seconda cerimonia funebre dedicata alla donna. Per dare l'ultimo saluto a Liliana Resinovic erano presenti circa una ventina di persone tra parenti e amici della donna. Lo ricordiamo, trovata morta il 5 gennaio del 22 nel parco di San Giovanni dopo essere scomparsa da casa il 14 dicembre precedente. Un decesso che a distanza di oltre 5 anni è ancora avvolto dal mistero. La funzione si è svolta a porte chiuse davanti a una ventina di persone. Presenti il fratello Sergio, la cugina Silvia Radin, con in mano un ritratto di Liliana, la nipote Veronica, gli ex vicini di casa Gabriella Micheli e Salvatore Nasti. Assente invece il marito Sebastiano Visintin, unico indagato per l'omicidio della donna. Il primo funerale si era svolto 20 giorni dopo il ritrovamento del cadavere, che era stato poi riesumato nel febbraio del 24 per consentire nuovi accertamenti all'Istituto di Medicina Legale di Milano, come richiesto dalla Procura in seguito alla riapertura dell'indagine. Al termine delle perizie condotte dal team della dottoressa Cristina Cattaneo, su richiesta della famiglia è stato dato il via libera per procedere nuovamente alla sepoltura. Dopo la breve cerimonia, dunque, i parenti e gli amici hanno seguito il feretro per un ultimo commosso saluto fino al campo 32, dove i resti di Liliana, in una cassa zincata come richiesto dalla Procura, sono stati tumulati. Finalmente abbiamo un luogo dove portare un fiore, ha detto commosso il fratello Sergio al termine della cerimonia. L'amica albergatrice, che nel corso delle indagini ha più volte testimoniato di aver assistito a litigi tra i coniugi Visintin, ha espresso infine un auspicio. Speriamo che la giustizia venga presto fuori. È passato troppo tempo e pensare a povera Lili che è stata spostata e rispostata, non sappiamo ancora se ha trovato la pace. Sicuramente no, finché non verrà fatta giustizia. Servizio di Laura Buccarella, e a margine di questa cerimonia funebre la cugina di Liliana, Silvia Radin, ha parlato ai giornalisti e ha letto al nostro microfono la lettera scritta proprio per ricordare Lilli. Noi saremo sempre con Lilli. Lei ha esposto tutto il tempo della breve cerimonia anche un ritratto di Lilli. Io ho letto una letterina per Lilli. Cara Liliana, oggi come 5 anni fa siamo qua ad accompagnarti
verso la tua ultima dimora. 5 anni fa ti chiesi di parlare, di aiutarci per la verità e riprenderti la tua dignità. E tu hai parlato. È doveroso da parte mia e dei presenti ringraziare chi ha saputo ascoltarti. Oggi ti ridiamo la pace che ti meriti. Non possiamo accarezzarti, non possiamo abbracciarti, ma con un lungo applauso perché sei stata brava. Grazie Lili. Non so cosa rimane delle indagini, non mi interessa. Ci sono le persone preposte a fare questo. Aspettiamo, abbiamo aspettato 5 anni e 3 mesi, aspettiamo, a giugno ci dicono che arriverà qualcosa, ma ci sono gli inquirenti per questo, non noi. Sebastiano Pesenti non si è presentato oggi. È una sua libera scelta. Come vedovo poteva farlo, non ha voluto farlo. Non ho rabbia, perché dovrei avere rabbia? La rabbia l'abbiamo consumata in questi 5 anni. Oggi finalmente c'è la pace anche per noi. Piano piano, c'è tanta strada da fare ancora, ma siamo più forti di prima, anche in ricordo di Claudio. Noi non ci arrenderemo mai, fino a quando non sapremo la verità. Così il ricordo di Lili da parte di sua cugina. Vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Leopoldo Bottero, Luciano Dorella, Paolo Galeano, Francesco Pontelli, Luca Rebellato, Massimo Venturato e Cristian Zara. Grazie a tutti, grazie ai nostri registi Mattia Pizzai, Andrea Basso e Marco Mattiuzzo. Ci vediamo stasera alle 21:20 circa con Focus. Buona giornata, arrivederci.